Io mi sono posto come obiettivo di mettere al centro della mia attività l'impresa, non tanto il marchio CNA o la figura mia personale o della presidenza o altro, ma noi dobbiamo essere funzionali a una migliore attività per le imprese associate. Benvenuti, io sono Giacomo Brunoro, questo è il primo episodio della seconda stagione di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto, e siamo insieme a Moreno De Col, presidente di CNA. Buongiorno. Buongiorno. Allora Moreno, un'impresa, la tua, che lavora nel mondo dell'edilizia, un'impresa che ha vissuto già il passaggio generazionale. Da dove vogliamo cominciare? Dalle criticità del mercato o dal passaggio generazionale o da cosa ci aspetta? Ci sono tanti argomenti sul piatto. Io partirei dal 1962, quando ha iniziato mio papà l'attività. Lui era immigrante in Svizzera, faceva l'operaio edile in Svizzera, poi sono nato io e quindi è rimasto con mamma in paese e un po' alla volta ha iniziato l'attività di impresa. Poi è venuto a mancare nel 1986 e quindi noi tre figli, siamo tre fratelli, siamo subentrati nell'attività dell'impresa. Quindi il passaggio generazionale è diventato obbligatorio, è stato la successione del tempo che ci ha portato a subentrare all'attività di papà. L'edilizia, noi lavoriamo soprattutto in provincia di Belluno, abbiamo fatto qualcosa anche in zona di Treviso, però l'attività principale la facciamo nelle varie zone della provincia di Belluno. Io sono dell'Alpago, per la precisione. Lavoriamo sia nel nuovo che nelle ristrutturazioni, un po' anche di edilizia di tipo industriale e produttivo, e il settore in questi anni è cambiato molto, cioè all'inizio si costruivano molte più case, adesso si lavora molto di più nelle ristrutturazioni, anche per effetto dei bonus che ci sono stati, ma potremo entrare nel merito poi eventualmente anche di quell'aspetto. È un settore che è in continua transizione, in continua trasformazione, sta subendo tante variazioni che dipendono dal mercato, ma non solo, dipendono anche dal sistema diverso di vita all'interno delle case da parte delle famiglie, che cambiano molto nel tempo. Beh, tu hai già centrato un punto che è stato molto discusso nella precedente stagione di Artigiani Ritorno al Futuro e che anche in questa stagione sta tornando, perché tanti artigiani ci raccontano di come innovare non sia qualcosa che si fa tanto per fare, ma sia un obbligo per stare al passo con un mercato che, come appunto tu dicevi, cambia in continuazione. Immagino poi che nell'edilizia, tra aspetti legislativi e aspetti anche legati proprio alle abitudini delle persone, come dicevi tu, il cambiamento sia continuo, quindi l'innovazione è una scelta obbligata. Sì, questo è vero. Cioè, nell'edilizia si scontrano secondo me due tipi di valutazioni da fare. Uno, che è un settore molto tradizionale, ovvero io dico sempre, il muro si costruisce con un mattone sopra due. Ed è proprio un modo di dire del muratore vecchio, per dire il muro devi costruirlo in quel modo là, non è che puoi farlo in maniera diversa. Dall'altra però c'è stata anche una grossa innovazione a livello di materiali, a livello di tecnologie, a livello di attrezzature e quindi di metodologie costruttive, quindi è chiaro che il settore si deve adeguare all'evoluzione tecnica, tecnologica che c'è. C'è sempre maggiore attenzione anche alla sostenibilità dal punto di vista dei consumi energetici, del riutilizzo dei rifiuti o dei materiali di scarto, dello spreco, diciamo, la riduzione dei consumi anche dell'acqua da un certo punto di vista. Quindi il settore dell'edilizia, pur essendo più tradizionale e più tradizionalistico di altri, si adegua comunque all'evoluzione del mercato, all'evoluzione del sistema generale, insomma. Immagino che anche la clientela sia più esigente oggi, perché questo è un altro punto che è tornato molto parlando con gli artigiani. Sì, la clientela è molto più esigente, è molto più informata, spesso è informata anche a sproposito, perché sappiamo tutti che le informazioni che uno recupera nel web sono spesso fuorvianti rispetto alla realtà delle cose, però è chiaro che c'è una maggiore informazione rispetto al passato e quindi spesso quando si parla soprattutto di finiture, di materiali, di serramenti, di cose di questo genere, ci si trova di fronte a clienti che hanno visto su internet questa cosa, hanno visto l'altra e quindi ti chiedono se nel cantiere si può utilizzare così, far così o far colà.
spesso sono questioni poi che si possono definire con calma, però bisogna avere comunque anche una preparazione di base per affrontare questi aspetti, insomma, cioè la conoscenza tecnica e tecnologica anche del piccolo imprenditore, dell'artigiano del settore dell'edilizia è fondamentale per far fronte a questo tipo di richieste, a questo tipo di situazioni e anche per conoscere l'evoluzione dei materiali che c'è, perché noi facciamo spesso incontri tecnici, diciamo, no, con i fornitori che lo fanno a scopo promozionale, però lo fanno anche a scopo divulgativo per presentare nuovi prodotti. Parliamo dei materiali isolanti, di guaine per l'impermeabilizzazione, di sistemi costruttivi, cioè c'è tutto un insieme di evoluzione anche nel nostro settore, pur essendo sempre, come dicevo prima, che si mette un mattone sopra due. Allora, l'evoluzione la riscontriamo sia soprattutto nelle nuove costruzioni, evidentemente. Anche nelle ristrutturazioni però c'è un maggiore interesse, una maggiore attenzione all'utilizzo di materiali innovativi che magari hanno minor spessore, maggiori prestazioni dal punto di vista dell'isolamento termico, si utilizzano sistemi diversi per gli adeguamenti sismici dei fabbricati, quindi c'è tutto un insieme di tecnologie che ci aiutano molto a proporre un prodotto più in linea coi tempi. Certo, e hai anticipato prima un punto che vorrei approfondire, ovvero dove sta andando il mercato. Siamo alla fine ormai del Superbonus, stiamo finendo anche col PNRR, due mondi che hanno interessato moltissimo, chiaramente l'edilizia. Cosa succederà nei prossimi mesi, anche perché la situazione è ancora molto incerta a livello internazionale e immagino si sia fatto sentire anche per voi tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo. Sicuramente sì, io dico sempre che l'edilizia in questo momento, il sistema casa è un periodo lo dicevo anche prima, di transizione, perché il Superbonus, che è stata una grande opportunità, non bisogna negare che è stata una grande opportunità per il settore dell'edilizia, ha creato anche tantissimi problemi alle imprese, ai tecnici, ai proprietari delle case. Non entriamo nel merito, però è stata una bolla chiaramente che ha creato tanti sbilanciamenti nel mercato in generale. Quello però è finito, ci sono le ultime code, ma sostanzialmente è finito. I bonus ordinari invece, che erano partiti molto prima, che hanno continuato ad esistere e ci sono ancora anche adesso, che davano una maggiore continuità di lavoro, anche se di minore interesse per i privati, chiaramente anche questi si stanno concludendo, perché ormai c'è un decalage, come si dice, delle percentuali di aiuto e quindi viene sempre meno l'interesse da parte dei proprietari di affrontare i lavori. Noi contiamo molto, oppure siamo tutti in attesa di sapere cosa succederà con la direttiva, cosiddetta direttiva Green, che l'Europa ha messo in campo qualche anno fa, che dovrebbe essere recepita entro brevissimo da parte dei Paesi membri, quindi anche dall'Italia, e per la quale ancora però non si sa niente. La direttiva Green punta a una riduzione dei consumi di energia primaria, quindi di energia fossile sostanzialmente, con percentuali anche molto importanti, una scadenza 2030 meno 16% e una scadenza 2035 meno 20-22%, però a questo corrisponderebbero interventi molto importanti dal punto di vista sia economico che dal punto di vista anche della massa del lavoro. Il tema è chi mette i soldi per fare questo tipo di interventi e chi ha il personale, dove lo troviamo le imprese in grado di fare in tempi così stretti interventi così corposi. Ecco, quindi anche qui si crea una opportunità che può effettivamente essere molto importante, soprattutto per il sistema casa, per le piccole imprese che noi rappresentiamo, ma c'è l'edilizia, ci sono gli idraulici, gli elettricisti, gli impiantisti, chi fa i pannelli solari, chi fa i serramenti, quindi è un sistema molto ampio che è investito del cosiddetto sistema casa. Però c'è un punto di domanda grosso perché ancora non si sa quello che succederà. E il PNRR comunque si sta concludendo. Bisogna anche dire che le nostre piccole imprese sono state toccate in maniera secondo me molto parziale come subfornitori in certi casi, ma non erano in grado di gestire, salvo qualche caso particolare, i grossi interventi di rinnovamento delle infrastrutture o all'interno delle città, le opere pubbliche, queste cose, diciamo. Però
anche quello si sta chiudendo, quindi tutto il sistema che attualmente era stato interessato dal bonus e dei super bonus, dal PNRR, dovrà appunto pur fare qualcosa adesso, oppure troverà una riduzione. Quindi è per questo che dico che è in transizione, in quanto non sappiamo ancora bene quello che succederà e cosa potrà succedere. Io dico solo questo, si nota già un calo notevole, anche nel mio piccolo, diciamo, noto un calo notevole delle richieste, e a quello che sento, parlando anche con colleghi, con fornitori e altro, tutti stanno riscontrando un periodo di tranquillità e di stanca rispetto ai tempi passati. Forse anche perché la situazione attuale impedisce di fare grandi investimenti, tutti stanno un po' aspettando di capire appunto cosa succederà. Ma certamente, anche perché le crisi internazionali chiaramente comportano instabilità anche nei prezzi, nella disponibilità di materiali, il costo energetico che sta aumentando, che è aumentato, determina di riflesso costi maggiori per certi materiali che utilizzano molto l'energia, c'è il problema dei trasporti, quindi ci sono tanti elementi che non danno chiarezza e tranquillità in questo momento e che quindi comportano un rallentamento anche di possibili investimenti da parte dei privati. C'è da dire però che un investimento in edilizia adesso, per quanto piccolo, è molto oneroso, è molto costoso, quindi o uno ha la musina, come si dice, il portafoglio ben pieno, o ha un sostegno dalle banche che però hanno stretto molto i cordoni rispetto al passato, o c'è qualche incentivo di tipo pubblico, come sono stati i bonus, sia pur gestiti malamente, ma che ci sono stati, altrimenti il settore va incontro a un periodo, non morirà, ma di un po' di rallentamento, di contrazione e ridefinizione, diciamo, del sistema in generale. Veniamo anche al tuo ruolo, alla tua attività in CNA Veneto. Tu sei presidente, sei al secondo mandato, siamo qui a festeggiare anche i 50 anni di CNA Veneto. Vuoi fare un po' un bilancio della tua presidenza e anche cosa vuol dire per te ricoprire questo ruolo? È un ruolo che sto svolgendo con molto interesse, con molto piacere. Sto cercando di mettere tutto me stesso, compatibilmente col tempo che ho disponibile, per portare avanti le istanze della CNA e delle imprese che rappresentiamo. Io mi sono posto come obiettivo di mettere al centro della mia attività l'impresa, non tanto il marchio CNA o la figura mia personale o della presidenza o altro, ma noi dobbiamo essere funzionali a una migliore attività per le imprese associate, e questo è l'elemento fulcro che io ribadisco in ogni occasione quando mi capita di parlare di questo. È evidente che CNA ha trovato, diciamo, all'interno del panorama Veneto, visto che parliamo del Veneto, un ruolo ben definito. È un'entità riconosciuta dalla pubblica amministrazione, dalla regione con la quale ci confrontiamo, è molto riconosciuta e ha avuto una crescita anche da questo punto di vista di visibilità, da un certo, mi viene da dire, nei confronti del mondo dell'economia, quindi delle altre associazioni di categoria, del mondo del sindacato, del mondo degli enti pubblici con i quali collaboriamo. Perché in questi anni, non per merito mio evidentemente, ma per merito della struttura, per come è organizzata, per come è cresciuta, ha saputo porsi in maniera obiettiva, razionale, nei confronti dei nostri partner, diciamo, dei nostri corrispondenti che abbiamo dall'altra parte, portando avanti le istanze, appunto, e le esigenze delle piccole imprese. Quindi è un ruolo che io svolgo con molto orgoglio da questo punto di vista, perché cerco di fare il possibile affinché l'attività che facciamo abbia una finalizzazione positiva a favore dei nostri associati. Non è facile, perché la rappresentanza chiaramente per un certo periodo storico, anche abbastanza recente, è stata messa all'angolo alla politica, perché spesso la politica voleva interfacciarsi direttamente con l'impresa, che se fosse grande o piccola aveva escluso in buona parte il corpo intermedio. Noi riteniamo invece che il corpo intermedio sia molto importante, e la situazione attuale lo sta dimostrando. L'abbiamo visto durante il periodo del Covid, l'abbiamo visto in occasione delle varie crisi energetiche che sono state, cioè la massa non dico di contrasto, ma
il peso che può avere un'associazione che ha alle spalle ha tanti iscritti nei confronti del decisore pubblico è sicuramente molto importante e molto positivo. Quindi è un ruolo da quel punto di vista che va valorizzato, e l'attività che io cerco, l'impegno che cerco di mettere è appunto di valorizzarlo sempre di più. 50 anni, si diceva, è un bel compleanno, è la maturità. Abbiamo in mente, abbiamo già organizzato qualcosa, poi potremo entrare nel merito. Altre iniziative sono in corso di preparazione per il prossimo periodo, perché è un compleanno molto, molto importante, che sta a significare una presenza ormai consolidata nel territorio, nel sistema socio-economico del Veneto, della nostra organizzazione. Noi abbiamo entità nostre provinciali che hanno già festeggiato anche gli 80 anni, nate subito dopo la guerra. Io vengo da Belluno. L'anno scorso la nostra Appia CNA di Belluno ha festeggiato gli 80 anni. CNA nazionale festeggia quest'anno 80 anni di vita, quindi la partecipazione delle imprese, delle piccole imprese in organizzazioni di rappresentanza di questo tipo ha una storia molto lunga nel nostro paese. Nel Veneto si è formalizzata 50 anni fa, diciamo, mettendo insieme quelli che c'erano già nelle realtà territoriali, e quindi è giusto festeggiarla, è giusto riconoscere il ruolo che ha nei confronti degli altri. Hai citato gli eventi in corso quest'anno. A febbraio c'è stato un bel evento a Cortina durante le Olimpiadi, momento in cui tutto il mondo guardava il Veneto. A giugno ci sarà un altro evento che invece parla al futuro, parla ai nuovi associati, quindi figure che magari prima erano meno presenti all'interno del corpo degli associati. Penso alle donne, agli imprenditori stranieri o figli di stranieri di seconda generazione, quindi italiani ma con origini da altri paesi. Come sarà l'associato CNA dei prossimi 50 anni? Cioè, come vedi il mondo dei nuovi associati CNA? Perché c'è anche un ricambio generazionale importante in corso. Sono tutti temi che in questi periodi, in questi ultimi anni abbiamo cercato di affrontare, e saremo obbligati ad affrontare sempre di più nel prossimo futuro, perché il panorama dell'associato è molto cambiato nel corso degli anni. Un tempo, faccio riferimento anche a mio papà quando si era iscritto all'associazione a Belluno tanti anni fa, l'associazione era la mamma che ti seguiva in tutto, ti faceva i servizi, cioè non avevi altri riferimenti, non c'era una rete come c'è adesso di professionisti, commercialisti, consulenti del lavoro, di entità diverse che danno i servizi. Il mondo era chiaramente molto diverso. Adesso le realtà, le richieste che arrivano dalle imprese sono molto diverse. C'è da una parte la richiesta del credito, che è sempre più difficile per le piccole imprese, c'è il tema della transizione digitale da una parte e ambientale e ecologica dall'altra, legato quindi alla sostenibilità in quanto tale. C'è il tema del passaggio generazionale, sul quale abbiamo fatto un'assemblea, una delle ultime nostre assemblee. C'è il tema degli stranieri, che chiaramente sono tanti, e ce ne sono tanti anche iscritti nella nostra associazione o che chiedono di iscriversi. C'è il tema delle donne, che una volta non era un tema così importante, adesso tante sono imprenditrici e hanno le loro esigenze, perché spesso devono combinare le esigenze familiari, dei figli, insomma è un modo di essere molto più complicato, più impegnativo. Ecco che c'è il tema dei giovani, che dobbiamo comunque avvicinare alle attività imprenditoriali e alle attività artigianali, che non è più solo l'attività artigianale tradizionale che uno pensa, no? Quello che fa ferro battuto in un ambiente buio con lo scuro, che batte il martello, parte anche da o il falegname che sta là con la sgorbia a ritagliare il legno. C'è anche quell'attività che ormai è diventata di tipo artistico, però c'è anche tanta tecnologia, tanta innovazione, cioè tanti lavorano col camice bianco all'interno della loro azienda, tutto sommato. Quindi c'è uno sforzo che stiamo facendo, e questo anche a livello nazionale, per cercare di avvicinare le nuove generazioni di possibili imprenditori, perché noi riscontriamo da una parte la carenza di personale da inserire nelle aziende, la difficoltà di fare un passaggio, si diceva prima, generazionale da padre in figlio o da imprenditore a dipendenti, perché i giovani sono sempre meno,
perché bisogna ci troviamo di fronte anche alla glaciazione, chiamiamola come vogliamo, della popolazione sostanzialmente. Sì, no? beh, la denatalità è un tema attualissimo. E quindi anche noi dobbiamo cercare di, non tanto per tenere in piedi la CNA, non è questo l'obiettivo, ma per far sì che le attività di un certo tipo possano continuare ad esistere. Perché poi c'è anche un tema che spesso non viene sufficientemente considerato, che è quello delle aree interne, ovvero quei territori che non sono città, quindi parliamo di campagna, parliamo di montagna soprattutto, dove le piccole attività artigianali e anche commerciali, costituiscono un presidio sociale. E in Veneto questo è molto presente. Certo, ma io ripeto, vengo dalla provincia di Belluno, ma in tutta la montagna veneta, ma anche nella pianura veneta stesso, perché ormai le città sono poli attrattivi rispetto ai giovani, rispetto alle attività in generale. Ecco che mantenere le attività artigianali, le piccole botteghe, le attività che possono essere anche innovative, anche nei piccoli centri, nelle aree interne, costituisce un elemento di residenzialità, cioè facciamo in modo che la società continui a esistere, perché altrimenti purtroppo qua si spopola sempre di più la montagna, la campagna e non solo. Ecco, questi sono i temi secondo me principali, più importanti, che come associazione dovremmo cercare di sostenere, sui quali dovremmo attivarci e con i quali dovremmo fare il possibile affinché la politica, perché poi tutto passa attraverso il decisore politico, si attivi da questo punto di vista. Noi abbiamo già raggiunto, e questo ci tengo a dirlo, un risultato molto importante, anche se è solo significativo, ma è molto importante, perché abbiamo lanciato una proposta alla Regione Veneto in occasione delle elezioni del fondo staffetta, ovvero una risorsa messa a disposizione dalla Regione per il passaggio generazionale, da vedere come, in che modo, ma dare un sostegno, ai figli che subentrano in un'azienda oppure al dipendente che subentra all'impresa all'interno della quale lavora. È un tema che abbiamo lanciato all'Assemblea l'anno scorso, anzi ancora quella di 2 anni fa, l'abbiamo riproposta, come dicevo, in occasione delle elezioni regionali. Bene, la giunta regionale, il presidente della regione, ha accolto e l'ha messo nel programma e hanno già fatto pubblicamente uno stanziamento ribadendo che l'idea era partita proprio da noi di CNA. Quindi è una vittoria importante da questo punto di vista. Sarà significativa dal punto di vista degli importi, perché non è che siano miliardi disponibili chiaramente, però è la dimostrazione di un'attenzione rispetto ad un tema che è fondamentale per il mantenimento di un certo tipo di attività, per mantenere anche il saper fare. Perché noi abbiamo, se parliamo di attività più tradizionale, più artistica, che continua comunque ad esistere e ad avere la sua importanza, no? Anche per la vitalità dei centri storici, dei borghi storici, di queste cose, nel momento in cui il titolare attuale, che magari è da solo, arriva a una certa età, tira avanti fino anche oltre la pensione. Sì, poi deve chiudere l'azienda letteralmente. E le cose rimangono, cioè quello che lavora è il legno, che lavora, questa è una perdita anche culturale che andiamo a dismettere, no? Quindi tutto può aiutare, non è che sia solo quella la strada, ma è evidente che nell'insieme dovremo cercare di far sì che il mondo delle piccole imprese possa continuare ad avere un ruolo nella nostra società. Sono convinto che ce l'ha il ruolo e noi dovremo cercare di valorizzarlo il più possibile, secondo le nostre possibilità. Bene, io non posso che ringraziare Moreno De Col, presidente di CNA Veneto. Vi ricordo che Artigiani Ritorno al Futuro è su YouTube, è su Spotify, potete seguirci, iscrivervi al canale di CNA Veneto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA Veneto.